Bentornati su Aggiornamento con le previsioni meteo, un brusco ritorno dell'inverno che arriverà proprio dal 25 del mese, con un colpo di coda, un attacco proprio dai settori settentrionali dell'Europa che si dirigerà proprio verso il nord Italia, colpendo particolarmente il nord-est lungo le coste del medio-basso Tirreno e anche quelle adriatiche. Ma andiamo a vedere come mai, perché questo brusco ritorno all'inverno arriverà su mezza Europa alla fine del mese, entro la fine del mese, questa massiccia assa d'aria proprio tra il 25 e il 26. Questo intanto è la visione che avremo nei prossimi giorni. Qualche effetto temporalesco a carattere di rovescio potremo risentirlo proprio quindi sui settori del sud Italia, mentre come potete vedere questo sarà l'affondo nella massa d'aria artica che andrà quindi a riversarsi a causa della disposizione della corrente a getto, questo jet stream che punterà proprio direttamente sulle regioni settentrionali e porterà quindi questa instabilità, con ancora dei tratti di instabilità mediterranea che troveremo invece sul resto dei settori come l'Europa orientale. Come vedete, la disposizione degli anticicloni, come ormai da questi mesi, porterà delle temperature ancora sopra la media nel corso dei prossimi giorni sul nord-est dell'Europa e sulla Russia, mentre saremo invece sotto la media nel corso della settimana proprio su tutta quanta l'Italia. Nella giornata di lunedì, attenzione perché tra lunedì e martedì assisteremo a questa pausa temporanea dai fenomeni in realtà su gran parte dell'Italia, eccetto però nella giornata di lunedì che invece si riverseranno in modo particolare sul medio basso adriatico, quindi sui settori del centro-sud, sull'Appennino centro-meridionale risentiremo del rischio di qualche rovescio temporale, soprattutto lungo le coste del Lazio, della Campania e anche non solo qui sulla Calabria, anche qui avremo dei locali ma comunque brevi rovesci che saranno comunque potenzialmente grandinigeni fino a 2 cm di avviso proprio per il Cape che sarà piuttosto elevato. E quindi questo nel corso della giornata di lunedì. Poi martedì in realtà effetti minori, qualche isolato rovescio potrà ancora continuare sull'Appennino meridionale, localmente anche sull'Abruzzo e in particolare proprio ancora una volta sulla Calabria e sulla Sicilia. Altrove invece predominerà cielo sereno o poco nuvoloso. Come vedete, la giornata di martedì si riverserà questo lungo campo anticiclonico che porterà quindi un'anomalia delle temperature notevoli su gran parte dell'Europa. Saremo in gran parte sopra la media in realtà, ma attenzione perché la disposizione delle correnti settentrionali si attiverà proprio a partire dalla serata di martedì e poi nella giornata di mercoledì, quando le correnti di aria fredda artica si riverseranno direttamente proprio sul nord Europa. Proprio dal nord Europa scenderà questa massa d'aria artica che gradualmente scenderà poi verso le regioni settentrionali italiane a partire dalla serata, con la formazione di questo piccolo minimo depressionario sull'Alto Adriatico che poi andrà a portare dei rovesci e dei temporali anche forti proprio sulle regioni del nord-est, non solo quelle alpine ma anche sul nord-est, con forti temporali dovuto anche a un notevole rialzo delle temperature. Come vedete toccheremo anche picchi tra i 19 e i 21 gradi sul basso Veneto, soprattutto sull'Emilia Romagna. Altrove invece saremo in media con il periodo, ma proprio questo aumenterà il Cape e quindi aumenterà l'energia per i temporali a portare quindi fenomeni anche violenti come le grandinate. Come osserviamo infatti questa sarà l'evoluzione per quanto riguarda la serata di mercoledì che porterà queste prime precipitazioni su queste aree per poi diffondersi dalla nottata fino alla giornata di giovedì come vedete su queste aree. Quindi queste saranno le aree più risentite dai fenomeni, come vedete soprattutto lungo le coste del Udinese, del Friulane, veneziane, anche oltre 30 mm localmente, poi come vedete lungo la fascia appenninica e soprattutto sul medio-basso Tirreno. Proprio anche qui sentiremo di precipitazioni. Questo è il cambiamento delle temperature che si riverserà proprio tra la serata di mercoledì e poi fino al weekend. Risentiremo molto probabilmente di una persistenza di queste temperature molto fredde per il periodo che continueranno a mantenersi tali almeno fino al weekend. Così come infatti gran parte dell'Europa nei valori massimi, soprattutto quella della Francia e non solo sul nord Europa,
ma anche sull'Italia in generale, soprattutto sulle regioni settentrionali, sentiremo di temperature ben inferiori alla media stagionale, con nevicate che potranno riversarsi anche fino a cote pianeggianti sulla Francia e sulla Germania, pensate. Quindi questa è l'evoluzione per la giornata di giovedì. Segnalo quindi che giovedì avremo possibilità di nevicate attorno ai 500-800 metri di quota sulle regioni del nord-est, mentre sull'Appennino tosco-emiliano attorno ai 400 metri di quota, e più in basso invece sull'Appennino centrale attorno ai 700-800 metri di quota tra il pomeriggio e la serata di giovedì. Quindi queste saranno le temperature per quanto riguarda anche i valori massimi che troveremo proprio giovedì, tra gli 8 e i 12 gradi su gran parte del nord in pianura, mentre come vedete altrove, anche pensate sulla Sardegna, tra i 10 e i 12 gradi, mentre come vedete sulle regioni dell'estremo sud e sulla Sicilia saremo sempre sopra i 15 gradi generalmente. Quindi questa è la situazione in generale, che proprio a causa di questa formazione dello sviluppo depressionario porterà a questi fenomeni su queste aree. Questa è la visione ottica per gran parte dei modelli, che vede proprio questi settori i più coinvolti, con qualche temporale che si riverserà proprio sull'Appennino, e non solo sull'Appennino ma su gran parte del versante del medio-basso Tirreno, e localmente anche sulla Sicilia settentrionale. Attenzione, io posso anche farvi già una segnalazione per quanto riguarda un aggiornamento per quanto potrebbe riservarci aprile, perché mostrerebbe delle temperature leggermente sopra la media stagionale. Questo è il calcolo ovviamente che vengono effettuati da parte delle statistiche sperimentali, ma con precipitazioni che saranno più frequenti, e quindi avremo molto probabilmente un aprile dinamico, ricco di perturbazioni non solo di matrice atlantica, ma potrebbero continuare ad arrivare degli impulsi freddi dai quadranti settentrionali. Quindi insomma rimaniamo aggiornati, perché comunque le condizioni meteo portano quindi a delle novità anche nel corso della primavera. Vediamo, perché le prospettive risultano al momento tali. Seguiteci sempre.